Ciao bellissimi, bentornati a questa nuova versione di Mille o Mille Miglia senza barba. Oggi facciamo una cosa che si discosta un po' dallo stile del canale e in realtà si discosta un po' dal mio stile in generale, perché oggi andiamo a bere. Praticamente è successo che quando abbiamo raggiunto i 300 iscritti sul canale, tra l'altro un bellissimo traguardo e vi ringrazio tanto, ho deciso di fare un altro video speciale. Vi ricordate i 200 fatto i 200 addominali? Stavolta volevo fare qualcosa ancora di diverso. Quindi ho coinvolto i miei follower su Instagram per avere delle idee e diciamo che quella che ha ottenuto più successo è questa, un tour molto eno e poco gastronomico nel paese di Nimis, che è il mio paese natale. Quindi adesso con un vero e proprio enologo, che è tra l'altro un mio carissimo amico, faremo un tour di frasche, bar, osterie tipiche caratteristiche ad assaggiare i vini locali. Vediamo come ne usciamo fuori. But don't try this at home. Take a chair and sit down with us and limit the anxiety that I have, please. Thank you very much. Lei la conoscete, è Letizia. Letizia, fai un gesto simbolico. Lei è la leonessa. Ok. Qua abbiamo Marina, la sorella grande, finalmente la conoscete. Gabriele, il moroso della sorella grande. Davide, il... come ti definiamo? Il Sancho Panza. Il? Sancho Panza. Il cugino dell'enologo, giusto? L'enologo, l'infermiera Albanese. e Anna, che conoscete già, è la mia ragazza tedesca. Ti do il lato migliore, Simone, quello con la barba regolata. Ok, so... Sì? Fai finta che non sia programmato. Però l'idea originale di bere il vino tutti quanti... Cosa? Quando abbiamo tutti il vino, lo rifacciamo. How's this wine? Great! Qualcosa da dichiarare? And at the end of this period, Prossimo step? tramandolo. Tramandolo. Non hai Voti? inquadrato la mia pancia, vero? No. Ok, non è fotogrammato. Che video è questo? This wine is Ramandolo e noi siamo a Ramandolo e prende il nome dal toponimo del paese in cui abbiamo la fortuna di degustarlo con questo paesaggio. Quindi il ramandolo al ramandolo. Le cose da enologo, com'è che si fa? No, si fanno in privato, Simone, solo con la persona a cui vuoi bene. So? Com'è? Colore dorato, riflesso leggermente ambrato. Profumo che ricorda la frutta matura, però questo non lo carichi su YouTube perché mi sento molto gay. Questo è esattamente quello che caricherò. No, frutta matura, fiori di campo, mandorla a mandorla, comunque ha un retrogusto molto dolce, però il tannino prevale e infatti si abbina bene con prosciutto di San Daniele per esempio o formaggi tipici della nostra zona. Il migliore abbinamento secondo me è con un formaggio di malga come il Montasio per esempio. Lo senti il tannino? Il? Il tannino, lo senti? Il tannino? Some cheese, typical Tutto. cheese,
Tutto. Tutto. Prossimo? Adesso andiamo da Pulcino, detto Comelli Renato, però per gli amici Ugly Pulcino. Ugly Puccino. When you do chin chin in Germany, what is the word that you use to do it? You can say Prost. Prost, like Prosit. Yeah, Yeah, but Prosit is for the beer, or is the same? it's the same like for everything, but you just say like Prost without it. Prost, okay, okay. Adesso sta avendo buio e probabilmente non sentirete niente di questo audio perché c'è tanta gente che parla in inglese o almeno tentativi di inglese, ma viene buio, quindi i prossimi video molto probabilmente, se non saranno all'interno, li faremo con il flash. Ma e questo cosa sarebbe? È un pink passi. Questo è il Pink Passi, il famosissimo Pink Passi, bevibile solo in quel di Nimi. Signor enologo, Mi dica, e adesso? e adesso Merlino karaoke. Mi sento molto Giorgia in questo momento. Tutti con in mano il cammino, senza fidanzate, troie né mogli. Quattro deficienti a fare cazzate, come non succede, ma tra un sacco di tempo. E direi che con questo possiamo concludere la serata. È andata bene, no? È andata bene. Va benissimo. È andata bene, Potrebbe bella. andare molto peggio. Poteva andare molto peggio, non è così wasted come No, esatto. si poteva immaginare. Gli sbirri